È veramente un Triveneto che non dimenticheremo facilmente. Così Luciano Cherobin, presidente della sezione ANA di Vicenza, nel commentare l'esito della Triveneta Alpina, chiampo invasa da più di 30.000 persone che hanno seguito la sfilata delle penne nere di Trentino, Friuli e Veneto per l'intera mattinata, portando alti gli onori di patria, unità, storia e eroismo. Col Triveneto abbiamo chiuso questi 2 anni di impegno incredibile per la nostra associazione, che per la sezione di Vicenza ha il significato di aver onorato quelli che sono le nostre montagne, i nostri eroi che sono caduti su quelle montagne, in modo tale che il loro ricordo non vada nell'oblio. E accanto agli alpini un altro grande battaglione ha sfilato per l'intera manifestazione, quello di Rete Veneta, che ha portato in diretta nelle vostre case tutte le emozioni di un evento sempre spettacolare. La conferma gli ascolti registrati dall'Auditel, picchi di oltre 34.000 contatti dalle 11 a mezzogiorno, quasi 80.000 nella fascia mattutina sino alle 12, numeri davvero importanti che confermano il forte legame tra Rete Veneta e gli alpini. Ci avete fatto un gran bel regalo per poter condividere i nostri valori con gli italiani e con tutti coloro che hanno potuto assistere a questa adunata dalla TV. Grazie a Rete Veneta per quello che ha fatto. Insomma, una grande soddisfazione perché ancora una volta voi telespettatori avete scelto la nostra emittente per poter assaporare minuto per minuto tutte le emozioni alpine.